Buongiorno, buongiorno. Altissima attenzione in tutta Italia, anche in Veneto, per la vicenda della flottiglia. Sono previsti blocchi, manifestazioni in varie città del Veneto. Domani lo sciopero generale indetto dal segretario del CGIL Landini. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin e da Sandro Ponghio, perché è stata occupata ed è ancora occupata la facoltà di sociologia. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi adesso siamo alla facoltà di psicologia, i ragazzi si sono ritrovati questa mattina davanti al boss, sono arrivati fino a qui in corteo, sono appena entrati in un'aula durante una lezione per spiegare quella che sarà la mobilitazione di queste due giornate dopo il blocco delle navi della flottiglia ieri sera. Padova si è già mobilitata ieri sera con un lungo corteo dopo essersi ritrovati alle 9:30 e questa mattina è stata lanciata una nuova mobilitazione per tutta la giornata e anche per domani. Qui con me ci sono due studentesse, Anna del collettivo del CAU, che adesso ci spiegherà quella che è la mobilitazione per oggi, perché adesso siete arrivati qui all'università per spiegare agli studenti le vostre iniziative, ma la giornata di oggi è lunga e sarà ancora più lunga quella di domani. Esattamente, l'avevamo detto e lo stiamo facendo. Se toccano la flottiglia, come è successo stanotte, purtroppo blocchiamo tutto. Quindi oggi abbiamo iniziato a lanciare un segnale forte da parte dell'università con i cortei e le mobilitazioni di studenti e studentesse. Stasera ci troviamo alle 6 con un concentramento davanti alla prefettura per continuare a bloccare le strade di questa città. Domani è sciopero generale indetto da tutti i sindacati d'Italia e per questo c'è un grande appuntamento, il blocco dell'Interporto di Padova con partenza alle ore 10. Perché bloccare l'Interporto? Questo è il punto fondamentale che state cercando di spiegare a tutti gli studenti. Esatto, noi vogliamo bloccare l'Interporto perché vogliamo bloccare la macchina bellica, vogliamo bloccare i canali produttivi che portano merci e soprattutto armi verso Israele, perché è solo così che possiamo interrompere la complicità da un punto di vista proprio materiale dei nostri governi occidentali, dei nostri sistemi produttivi occidentali con il genocidio in corso in Palestina, e per questo bloccheremo l'Interporto, che è uno degli snodi commerciali principali di questa città. Poi ci sarà un nuovo appuntamento alle 6, un corteo cittadino unitario. Grazie. Oggi continua, dicevamo, anche le varie occupazioni, perché è stato occupato pochi minuti fa anche il liceo artistico Modigliani e qui appunto a psicologia i ragazzi sono arrivati, continua l'occupazione di sociologia, la mobilitazione universitaria è grande ed egli adesso ci spiegherà anche la richiesta che avete appena fatto all'università. Cosa volete lunedì? Sì, noi sono più di 2 anni che ci mobilitiamo e all'università chiediamo le stesse cose, ovvero la rescissione degli accordi che ci sono in atto con Israele, con università israeliane e con le aziende belliche delle industrie fossili, perché noi vogliamo smettere di essere complici, vogliamo che la nostra università smetta di essere complice in questo genocidio e in questi crimini. Quindi noi ci siamo ricompattati all'inizio di quest'anno accademico e di quest'anno politico. A partire dal 22 noi siamo scese in piazza come componente studentesca, ci siamo unite alla mobilitazione cittadina e alla mobilitazione nazionale che il 22 ha bloccato tutta Italia, e all'università chiediamo una cosa fondamentale, chiediamo appunto la rescissione degli accordi, crediamo di prendere una posizione seria e questo lo vogliamo fare attraverso l'Assemblea d'Ateneo, che è uno strumento che coinvolge anche la governance stessa, che coinvolge i professori, tutto il personale legato all'accademia, PTA, docenti, ricercatori, ricercatrici, assegniste e tutti gli studenti, ma anche la componente cittadina. Noi vogliamo che l'università prenda una posizione chiara, prenda una posizione ferma e ascolti le richieste degli studenti. Grazie mille. Dunque appunto questa sera alle 6 il ritrovo è davanti alla prefettura di Padova, molto probabilmente poi ci potrebbe essere un nuovo corteo per le strade della città, corteo che già ieri sera verso le 10 ha attraversato Padova arrivando fino al portello e alla Stanga. Vediamo le immagini nel servizio di Chiara Gaiani e poi la linea può tornare allo studio.
Un corteo spontaneo con almeno 500 persone che si sono date appuntamento sull'Easton per sostenere le imbarcazioni della Global Sumud flottiglia bloccate al largo di Gaza dall'esercito israeliano. Una mobilitazione che ha coinvolto gli studenti che avevano occupato la facoltà di sociologia. Il serpentone si è poi snodato lungo le piazze del centro storico per raggiungere il portello e proseguire fino alla stanga, dove hanno momentaneamente bloccato il traffico. Una mobilitazione che non si ferma, gli studenti già in mattinata sono tornati in piazza e si stanno preparando per la mobilitazione di domani. Nella giornata dello sciopero generale l'obiettivo sarà quello di bloccare l'Interporto. Servizio di Chiara Gaiani. Ieri sera a Focus, abbiamo parlato ovviamente della flottiglia, sono arrivati tantissimi messaggi, quasi 3.000, quindi una grande partecipazione del nostro pubblico che interviene anche su queste vicende internazionali, non soltanto locali. Il 90% dei messaggi erano contrari alla flottiglia e allo sciopero. Questo è un campione, quello di Focus, importante, perché noi abbiamo un ascolto quotidiano di 1 milione di telespettatori. Quindi questa è la realtà. La gente, i veneti, gli italiani non capiscono, non comprendono le ragioni di una missione da irresponsabili, come ha detto Giorgia Meloni, perché mettere a rischio la propria vita, rischiare di far scoppiare un incidente diplomatico tra Israele e l'Italia, soprattutto far mobilitare addirittura navi militari, perché il governo è intervenuto con 2 navi militari a sostegno degli attivisti. Tra questi 200 attivisti una cinquantina era di italiani. Il risultato adesso, questi attivisti sono stati arrestati, sono stati fermati, verranno espulsi, rimandati nei loro paesi, probabilmente ci vorranno 2 o 3 giorni, e c'è anche da chiedersi: i medicinali e i viveri, ne avete più sentito parlare? Sapete dove sono adesso? Sono in un grande deposito dove saranno attentamente ispezionati dall'esercito israeliano, perché in questi casi ovviamente dentro casse, cassoni, si teme con questi chiari di luna che oltre a medicine e vivere ci possa essere del latte. Per cui una spedizione, per quanto riguarda gli aiuti ai palestinesi, completamente inutile. Questi attivisti avrebbero potuto dare medicine e viveri al Patriarcato di Gerusalemme, così come aveva chiesto il Vaticano, perché si è espresso su questo anche Papa Leone, come aveva detto il Presidente della Repubblica, il tanto osannato Capo dello Stato, che ha dato un messaggio chiaro e nitido e non si è voluto saperne. E poi il 90% dei messaggi contro uno sciopero surreale. Contro chi scioperiamo? Contro Israele? Cosa doveva fare il governo? Attaccare Israele con i missili? Doveva dichiarare guerra a Israele? La Farnesina ha fatto quello che avrebbe dovuto fare qualsiasi Ministero degli Esteri. Ha trattato, ha fatto in modo che non ci fossero violenze, ha chiesto a Israele di non intervenire. Cos'altro doveva fare? Che cosa scioperiamo? Scioperiamo contro il governo per quello che doveva fare, che non aveva fatto, che non ha fatto? Bisogna occupare le strade? Uno sciopero di 24 ore generale che ferma tutto il paese, che danneggia i lavoratori e che vogliono andare a lavorare e non a protestare per questioni internazionali che le diplomazie devono risolvere. Questa è la situazione di questo paese. Mi sono fatto gli anni di piombo, le università le si occupavano per ragioni molto più serie e si occupavano e si bloccava il traffico per ragioni molto più serie quando c'era il terrorismo da combattere. Questa è la situazione di un paese che sta imboccando la strada del delirio, della propaganda e della politica, perché questo non è aiutare i palestinesi, è fare politica. Vediamo la politica, appunto, vediamo cosa sta succedendo qui in Veneto. Dovrebbe esserci oggi
la nomina, la scelta del candidato del centrodestra che a quanto nel 90% dei casi dovrebbe essere Alberto Stefani. Vediamo. Stanno facendo le stesse valutazioni che stanno facendo, credo, gli altri partiti di centrodestra, perché sarà possibilmente una scelta condivisa. Bene. Anche quella di avere dei capolista, diciamo così, con figure di traino. La logica dei capolista potrebbe essere quindi contagiosa nel centrodestra, ancora alle prese con il nodo del candidato presidente Galeotti, i manifesti elettorali comparsi subito dopo Pontida del presidente uscente Zaia, dato per capolista del Carroccio in tutte le circoscrizioni. Se la Lega dovesse decidere di farlo con Luca Zaia, come abbiamo sentito ieri dalle parole di Tosi, ci sarebbe una scelta anche da parte di Forza Italia, e Fratelli d'Italia si sta interrogando se fare la medesima cosa. L'effetto domino è servito con Donna Zan, più volte Miss Preferenza e ora europarlamentare, che potrebbe essere arruolata. Resto comunque a disposizione, fa sapere lei nel corso di Ring. Intanto il centro-sinistra va all'attacco, mettendo il dito nella piaga degli avversari che non hanno ancora trovato uno sfidante ufficiale per Giovanni Manildo. È un vero e proprio insulto nei confronti del Veneto che lavora, di chi fatica, nei confronti dei cittadini e delle imprese. Ogni giorno ci dicono che è questione di poco, per il momento hanno aspettato il voto delle Marche, credo che aspetteranno anche quello della Calabria e decideranno poi alla fine nel chiuso di qualche stanza romana. E nella campagna elettorale regionale entrano di prepotenza anche i temi della geopolitica, e questo nelle ore calde in cui la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza è entrata nella zona a rischio. Sono dei provocatori questi della nave flottiglia e vogliono la provocazione, sapendo che fino ad ora hanno avuto le spalle coperte, addirittura da 2 navi militari della nostra Marina Militare, nostra italiana, che li hanno scortati perché i bambini viziati gli viene permesso di fare i capricci. L'europarlamentare Elena Donazan sulla flottiglia. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti sui quotidiani questa mattina: abbordate le barche, persi i contatti con l'ultima in navigazione, decine di italiani fermati. Alle 13 saranno in questo porto israeliano di Azob, dove saranno schedati e poi rimpatriati. Perché vorrei aggiungere al commento di prima: in Israele i blocchi navali funzionano, e funzionano anche i centri di accoglienza e di rimpatrio, perché qui invece si può arrivare tranquillamente con le navi, sbarcare, ed è quello che probabilmente tutti coloro che stanno protestando contro il blocco navale di Israele vorrebbero portare anche qui nel nostro paese, ed è già così. Un fatto gravissimo a Treviso: un tassista si è rifiutato di caricare un cittadino israeliano che aveva la kippah e ha detto, questo tassista trevigiano: non voglio sionisti sul mio taxi. Andiamo da Federico Fusetti. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. E proprio come hai detto, c'è stato questo rifiuto da parte del tassista di avere a bordo sionisti. Poi in realtà il passeggero non era nemmeno israeliano ma iraniano, però di religione ebraica, riconosciuto dalla kippah, e per questo il tassista ha risposto così, dal suo punto di vista naturalmente. E c'è il video che gira perché il cliente, dopo la risposta "non voglio sionisti a bordo", ha acceso il telefonino, e quindi abbiamo una decina di secondi di video in cui si vede proprio il tassista che saluta. Vediamoli insieme, che poi così commentiamo insieme al nostro ospite. Bye bye. Dobbiamo andare via Treviso Mare 2. Sì, fate auguri. So this man is saying that he doesn't take the people who are Zionist. Zionist, yeah. Ecco, avete visto questo breve filmato che commentiamo insieme a Federico Cosmo, che è il presidente della cooperativa taxi di Treviso.
quasi 40 iscritti, altre licenze che stanno arrivando, il progetto di essere un vero servizio sempre più importante per Treviso. Un episodio così insomma vi fa inciampare un po'. Sì, il nostro è un servizio pubblico non di linea, quindi siamo qui per offrire un trasporto a tutte le persone che ne abbiano bisogno. Questo è un episodio, ci tengo a dire, fine a se stesso, tra un socio e un cliente. Noi le portiere meglio delle nostre auto sono aperte a tutti i cittadini, le cittadine, senza differenze di razza, di religione, di ceto sociale, di mestiere, di lavoro, anche ai loro animali. Quindi questo fatto ci fa un po' specie, anche perché il socio è un socio tranquillo, un socio che lavora molto, e io credo sia stato proprio un momento così di difficoltà, visti anche molti video che girano oggi sui social eccetera, e che quindi abbia così purtroppo preso la persona sbagliata nel momento sbagliato. Come cooperativa, ribadisco, ci dissociamo da questi comportamenti che non rientrano nelle nostre linee guida, e siamo disponibili a trasportare, ribadisco, tutti quanti quelli che ne abbiano bisogno. Cosa potrebbe succedere adesso? Il passeggero ha annunciato che farà denuncia su questo fatto, ha avvisato anche l'amministrazione comunale, insomma si è lamentato. Cosa potrebbe succedere dal vostro punto di vista? Ma adesso noi prenderemo in considerazione tutti gli atti che verranno prodotti, capiremo bene come muoverci, capiremo anche se ci sarà qualche eventuale punizione per il socio, in quanto facente parte di una cooperativa non sempre si può rispondere personalmente con questi toni. Aspettiamo qualche giorno per capire appunto che dinamica seguire. Certo. Presidente, grazie. Siamo in attesa anche di un commento da parte dell'amministrazione comunale, naturalmente, perché questo passeggero ha coinvolto anche il comune, insomma, su questa vicenda. Direttore. Federico Fusetti, Edoardo Paris per la parte tecnica. Vediamo una notizia di un grave attentato antisemita in Gran Bretagna, a Manchester, un attacco a una sinagoga, 4 feriti a coltellate, la polizia ha ucciso l'aggressore. E un'aggressione invece a Venezia, 2 turisti inglesi sono stati picchiati all'esterno di un bar della zona di Campo Santa Margherita. Sentiamo Filippo Fois. Fortunatamente nessuno si trova in condizioni gravi, ma la vacanza a Venezia di 2 turisti inglesi si è conclusa comunque con un ricovero al pronto soccorso e non sarà certo ricordata come un bel viaggio. Secondo una prima ricostruzione, i 2 sarebbero stati aggrediti da un gruppo di 4 persone al culmine di una discussione iniziata all'esterno di un bar nell'area di Campo Santa Margherita, un diverbio dal quale sarebbe poi scoppiata la rissa. I 2 turisti, entrambi attorno ai 30 anni, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Uno è stato dimesso poco dopo, mentre il secondo è rimasto in osservazione per un colpo che lo aveva raggiunto alla testa. Andiamo a Vicenza adesso da Luisa Bertini, perché c'è un inquinamento delle falde acquifere. La provincia intende fare accertamenti. Vediamo con Luisa Bertini, presidente della provincia. Nardina, a te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al nostro ospite, presidente della provincia Andrea Nardin, con cui andremo a commentare i dati che sono emersi dalla riunione del tavolo tecnico regionale sul monitoraggio ambientale relativo ai cantieri TAV, quindi nella zona che comprende dalla stazione di Vicenza fino a Olmo di Creazzo. Stiamo parlando di un monitoraggio preventivo ai cantieri. Intanto sentiamo insieme il servizio e poi lo andremo a commentare con il Presidente.
Sono stati rilevati, oltre ai già noti FAS, nelle acque sotterranee è stato trovato anche dei metalli pesanti, il nichel, il manganese, l'arsenico, nonché sono stati rilevati anche una fonte di cloroformio. La notizia è esplosiva e la rivela il consigliere comunale Angelo Tonello. Prima che inizino i lavori dell'alta velocità a Vicenza è stata scattata una fotografia dello stato di salute della falda freatica, quella più superficiale, e nell'occasione sarebbero stati trovati degli inquinanti. Ma attenzione, questa situazione nulla ha a che fare con l'acqua potabile. Queste acque sono le acque della falda freatica, quindi i primi 30 metri dal suolo, quindi non stiamo parlando di acqua potabile, perché l'acqua potabile invece è pescata a profondità maggiori e questi problemi, queste contaminazioni non sono mai state rilevate da Viacqua. Per cui non stiamo parlando dell'acqua del rubinetto, che è sicura, stiamo parlando di un'acqua, l'acqua della prima falda, l'acqua superficiale sostanzialmente. I rilevamenti sono stati fatti lungo i 6 chilometri della futura linea dell'alta velocità tra Olmo e la stazione di Vicenza. A questo punto la provincia di Vicenza si è subito attivata. La provincia di Vicenza, che è competente anche per le acque sotterranee, appena ricevuto la notizia della presenza di inquinanti nella prima falda, ha attivato le procedure per trovare la fonte e i responsabili dell'inquinamento. I dati sono stati portati oggi sul tavolo tecnico di coordinamento gestito dalla Regione e che si occupa di analizzare il piano di monitoraggio ambientale della TAV. L'obiettivo è appunto fotografare la situazione dell'acqua prima dell'inizio dei lavori dell'alta velocità. Quanto fatto oggi serve per avere conoscenza delle matrici ambientali prima dei cantieri, in modo da, in fase di cantiere, verificare se le matrici ambientali, quindi aria, acqua, fauna, flora, si modificano a causa proprio delle lavorazioni dei cantieri. Insomma, i dati di oggi nulla hanno a che fare con la TAV. Tra i controlli che si vogliono effettuare anche quelli dell'aria, in particolare delle PM2,5, polveri sottilissime, per cui il Comune di Vicenza chiede ad ARPAV di attivare un'altra centralina di rilevamento nel quartiere di San Felice, in modo da conoscere la situazione prima dell'inizio dei lavori dell'alta velocità, così da monitorarne l'evoluzione. E questo serve per garantire che i lavori non possano arrecare danno alla salute dei cittadini e alla natura. Ecco, l'abbiamo sentito insieme, si tratta di un monitoraggio preventivo ai lavori, una sorta di fotografia di quella che è la situazione attuale, come si sta muovendo la provincia. Beh, la prima cosa, la più importante, rassicuriamo i cittadini che stiamo parlando non dell'acqua che bevono dal rubinetto, che bevo anch'io, che è assolutamente potabile, tranquilla, monitorata dagli enti preposti. La cosa più importante, ci siamo attivati subito come provincia assieme agli organismi preposti, quindi con ARPAV, per capire qual è la fonte di questo inquinamento, fonte che potrebbe essere sicuramente quello che è uno scarico superficiale non autorizzato, oppure quello che è l'inquinamento superficiale che attraverso le piogge di dilavamento potrebbe essere finito nella prima falda, che è quella appunto di cui stiamo parlando. Però attualmente stiamo verificando qual è appunto l'origine di questo inquinamento e rassicuro i cittadini sul fatto che ci siamo prontamente attivati. Ricordo anche comunque che ove ci fosse stato un inquinamento qualche anno fa, i residui permarrebbero ancora ora nell'acqua superficiale, quella appunto di prima falda, e quindi potrebbe essere che si tratti anche di un inquinamento avvenuto anni or sono e che rileviamo soprattutto ora. Ma anche questo penso sia un dato importante che fa capire come gli enti pubblici stiano monitorando tutto quello che la TAV fa passo passo, giorno giorno, e questa matrice ambientale ante lavori va appunto a determinare queste anomalie che andremo prontamente a verificare. Ecco, l'avete sentito, verifiche e monitoraggi continui. Io ringrazio il Presidente della Provincia Andrea Nardin per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina, il nostro operatore. Sempre di acqua in qualche modo parliamo, perché andiamo a Venezia da Filippo Foi, si è insediato il nuovo magistrato alle acque e sono stati forniti anche i dati sui costi della manutenzione del Mose. A te Filippo, sul Canal Grande, a te.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prima di entrare nel merito della manutenzione del Mose vorrei darvi anche un paio di aggiornamenti per quello che riguarda qui a Venezia la mobilitazione pro Gaza, perché sono previste, anche se la notizia è in aggiornamento, ben 4 manifestazioni, 2 si terranno questa sera, una partirà da Piazzetta Coina Mestre e un'altra da Riva degli Schiavoni a Venezia, entrambe attorno alle 19, dopodiché domani ne sono previste altre 2, sempre in entrambe le città, in Campo Santa Margherita per quello che riguarda Venezia e nel piazzale della stazione della ferroviaria di Mestre, tutte e 2 attorno alle 9. Ci sono voci non confermate per la volontà di bloccare il Ponte della Libertà, che come sapete è il ponte di 3 km e 800 metri che collega Venezia con la terraferma. Il Mose oramai è attivo da 5 anni, oggi si diceva dal nuovo magistrato alle acque come probabilmente un bambino che oggi frequenta la prima elementare, scusate perché chiaramente siamo vicini al mercato per cui giustamente c'è gente anche che deve lavorare, si notava come probabilmente chi oggi frequenta la prima elementare non ha mai visto un'acqua alta, tant'è vero che il nuovo magistrato alle acque Roberto Rossetto ha detto bisognerebbe provare a far fare un tema ai bambini per chiedergli che cosa sanno dell'acqua alta, visto che probabilmente non l'hanno mai vista di persona. Il Mose è entrato in funzione più di 100 volte, ha salvato Venezia da delle acque alte molto importanti. Una avrebbe bissato il disastro che era avvenuto nel novembre del 2019. È un'opera complessissima. Si tratta di 78 paratoie più 8 di riserva. Ogni paratoia sono completamente fatte di ferro e pesano sulle 350 tonnellate. Dopodiché ci sono 3 centrali di controllo per le 4 bocche di porto su cui operano, ci sono i cassoni su cui sono adagiate, che sono sostanzialmente come delle grandi navi che si trovano sul fondale della laguna, insomma una cosa complessissima che ovviamente non solo per funzionare ma anche per essere manutentata ha bisogno di un'organizzazione molto particolare e anche molto costosa. Naturalmente in città ci sono state anche delle discussioni, a volte anche polemiche, sul rapporto costi-benefici del Mose. Bene, visto che oggi per la prima volta si è fatto il punto nel dettaglio di come funzioni questa complessa opera ingegneristica unica al mondo, lunga tra l'altro 30 km, abbiamo chiesto al nuovo presidente dell'Autorità per la Laguna, Roberto Rossetto, di spiegarci tutti i dettagli. Lo ascoltiamo ora e dopodiché la linea può tornare allo studio. Presidente, partiamo col dire che il Mose è un'opera unica al mondo, per cui è un work in progress continuo, cioè anche lei l'ha detto, siamo in una continua evoluzione su come farlo funzionare e su come anche manutentarlo. Sì, esatto. Il Mose, tra tutte le opere di difesa dall'innalzamento del medio mare, è la più originale, la più iconica, la più semplice nel principio del funzionamento, ma contemporaneamente estremamente complessa per la dimensione. Dalla prima all'ultima paratoia ci sono 30 km, ci sono 78 paratoie che sono delle dimensioni di imbarcazioni a 35 metri che pesano 350 tonnellate, quindi come dire, sono opere, strutture complesse e richiedono un sistema molto complicato sia nell'operatività sia anche nella parte che è meno nota del processo decisionale per decidere quando chiudere il rischio dell'innalzamento dell'acqua. Quanto tempo ci vuole a manutentare una delle 78 paratoie che compongono il Mose e quanto costa? Allora, a regime, se ci fosse il sistema funzionante completamente già con la fabbrica delle paratoie organizzato, ci sarebbero più o meno 3 settimane per la sostituzione, lavori in acqua diciamo, e 45 giorni per le lavorazioni a terra, quindi grosso modo 2 mesi e mezzo. E quanto costa? Mediamente oggi costa 4 milioni e mezzo cada una. Lei ha detto ancora non è tutto pronto, però sono state effettuate delle manutenzioni. Sì. Oggi 6 paratoie sono completamente, è stato fatto il ciclo completo di manutenzione, 2 sono a terra per prepararle e tutta la parte anche impiantistica è continuamente aggiornata. Di fronte a questa spesa 4 milioni e mezzo per ognuna delle 78 paratoie, lei sa che c'è stato un grosso dibattito anche se ne valesse la pena dal punto di vista costi-benefici. Allora,
108 alzate, una stima fatta secondo dei criteri confrontati anche con l'università, 2,5 miliardi di danni non subiti da Venezia. Io non conosco nessuna opera, né pubblica né privata, che a fronte di un investimento di 6 miliardi in 5 anni ha reso 2,5 miliardi. Questo è il Presidente Rossetto e adesso restiamo, tra pochissimo andremo sulla cronaca nera, ma restiamo sulla bianca. San Zenone degli Ezzelini, il Comune ha vinto il ricorso, la causa risarcitoria contro la vicepresidente, assessore alla mobilità e alle infrastrutture, Elisa De Berti. Sentiamo Marta Zatta con Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. A te. Sì, buongiorno, ci troviamo a San Zenone degli Ezzelini, in municipio. Oggi una giornata di festa perché dopo anni di battaglie, dal 2012 che il Comune aspetta appunto l'accordo compensativo per la pedemontana veneta, ecco oggi insomma una giornata di festa soprattutto per il sindaco che da anni porta avanti questa battaglia. Sono appunto in compagnia di Fabio Marin. Sindaco, insomma, si festeggia oggi? Sì, oggi si festeggia, la chiamo giornata storica e ve lo dico, sono davvero emozionato perché dopo le 3 sentenze che abbiamo vinto in merito proprio alla validità dell'accordo, perché la Regione sosteneva che l'accordo che era stato sottoscritto nel 2012 non fosse valido. Dopo aver vinto quelle sentenze, la Regione comunque non ha portato avanti l'accordo e allora, grazie all'assistenza anche dell'avvocato Zoccarato, abbiamo deciso di fare una causa risarcitoria, perché dopo tutti questi anni era giusto che i diritti del nostro paese, dei nostri cittadini, fossero riconosciuti. Abbiamo fatto questa causa e questa mattina è uscita la sentenza, il TAR ci dà pienamente ragione e la Regione dovrà risarcire il Comune di San Zenone con più di 4 milioni di euro. E Sindaco, adesso questi soldi come li investirete? Avete già pensato? Beh sì, perché sono i soldi che erano previsti appunto per le opere compensative. Quindi di cosa si tratta? Si tratta dell'intera riqualificazione del centro di San Zenone degli Ezzelini, ma una riqualificazione puntata sulla sicurezza. Perché? Perché andremo quindi a realizzare la seconda rotatoria che manca qui appunto nell'incrocio centrale, e poi realizzeremo tutta la pista ciclopedonale e porteremo in su la strada qui in centro, la Schiavonescama Rusticana, che ora è a ridosso delle attività. Riusciremo a spostarla più su per dare vivibilità appunto e sicurezza al nostro territorio. Delle opere necessarie dal punto di vista della sicurezza, mi preme sottolineare questo per il nostro Comune. Per il momento è tutto, ora spazio alla conferenza stampa che terrà il Sindaco insieme all'avvocato. Tutti i dettagli nel servizio TG di questa sera. A voi la linea. Grazie a Marta Zatta. Restiamo nell'Alto Vicentino, andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è la polemica sull'antenna nel piazzale delle Poste, un'assemblea accesissima nel quartiere del centro storico di Bassano che si è tenuta ieri sera. Sul fronte antenne i residenti chiedono chiarezza e garanzie. Sentiamo Monica Smidel. Sentiamo. Sarà alto più di 30 metri il traliccio per la telefonia in costruzione a ridosso del centro storico di Bassano. L'impatto dell'opera è uno degli aspetti che preoccupa di più i cittadini che si sono riuniti in assemblea di quartiere. È un argomento che chiaramente tocca da vicino tutti, non soltanto in realtà i residenti del centro storico. Stiamo parlando di una struttura che sarà visibile per chiunque passi nell'area di Piazza Paolo VI, quindi area Poste. Restano ancora delle domande riguardo al tipo di mascheramento che si potrà immaginare su questa struttura. C'è dunque il tema estetico del decoro urbano, ma soprattutto c'è quello della salute. I timori ci sono e i residenti chiedono a sindaco e assessori garanzie e rassicurazioni, oltre ad un costante monitoraggio. La prima preoccupazione, come è giusto che sia, riguarda la salute dei cittadini, perché il problema dei problemi riguarda ovviamente l'inquinamento dei campi elettromagnetici e su questo abbiamo insistito molto e chiesto all'amministrazione che l'attenzione sia alta e che il monitoraggio sia continuo e assiduo. Preoccupa la mega antenna, ma a preoccupare, visti i recenti episodi, c'è anche il tema dei Maranza e della sicurezza. Risse, accoltellamenti, schiamazzi e pestaggi che vedono protagonisti soprattutto i giovanissimi. Un allarme che ha spinto il Consiglio di quartiere a chiedere ancora una volta maggiori controlli nelle aree calde del centro.
Ci sono i punti più sensibili che, come abbiamo detto più volte, riguardano via Portici Lunghi, ma anche la zona di Porta Dieda, la biblioteca, tutte quelle aree dove magari c'è meno visibilità e dove è più facile, insomma, che gruppi di ragazzi si trovino anche per fare cose che non dovrebbero fare. Siamo molto preoccupati di quello che si sta verificando. È chiaro che quando si affronta questo tema si deve pensare sia ad un intervento nell'immediato, ma anche ad un intervento in tempi più lunghi che riguardi l'aspetto educativo. Mentre anche in Veneto si fanno inutili manifestazioni e i blocchi stradali per la Palestina, sono completamente abbandonati quei cittadini che subiscono furti a ripetizione. L'ultimo a Treviso, in genere nelle abitazioni, ma anche i negozi non si sottraggono alla furia dei predoni. Una boutique di borse e accessori di lusso è stata colpita, oltre 60 i pezzi rubati, soprattutto Chanel e Louis Vuitton, disperata la titolare che aveva aperto il negozio 10 anni fa. Oltre al danno economico, indubbio, okay, perché quello è indubbio e non si può non tenerne di conto, ma c'è tutta la parte di violazione e di dolore, cioè come se mi avessero strappato un arto, cioè portato via una cosa mia, fatto del male a qualcosa di mio, perché è quello che è. Il negozio è mio, sono io. La voce è spezzata, gli occhi lucidi dal pianto. Deborah Gottardi non riesce a crederci, vorrebbe fosse solo un brutto incubo. Nella notte i ladri sono entrati in silenzio, lontano da sguardi indiscreti, e hanno svaligiato la sua boutique di compravendita di borse e accessori di lusso, Deluxe Bags, in pieno centro. È scattato l'allarme, è arrivata la notifica, siamo arrivati qui, anche in un tempo abbastanza breve, ma non è bastato, e quello che ho trovato, anzi quello che non ho trovato, è quello che potete vedere. Era rimasto ben poco sugli scaffali e tutto il resto non c'era più. I marchi preferiti sicuramente erano due. Uno era Chanel e uno era Louis Vuitton. Si sono portati via 65 borse, un colpo pesante per chi 10 anni fa aveva aperto il negozio partendo da zero, senza mai subire episodi simili. Il primo pensiero di Deborah è andato alle clienti che ora verranno risarcite. Tutto quello che arriverà dall'assicurazione, come ho già detto, la mia priorità sarà destinarlo alle persone che mi avevano lasciato la merce in conto vendita. Poi, se rimarrà qualcosa di scoperto, e quello sarà il mio bagaglio. Un negozio che per lei era come un figlio, ora deve trovare la forza per ripartire. Adesso, indipendentemente da tutto quello che magari posso fare, perché potrei mettere una saracinesca, potrei mettere il fumogeno, potrei mettere tante cose, ma il vero nodo cruciale è che io non mi sentirò più sicura. Servizio di Nancy Galdi, oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Andiamo avanti con la nera, non si è fermato all'alta della polizia locale, si è dato alla fuga per 30 km, è successo da Castelcucco a Feltre, un quarantenne straniero denunciato dopo un lungo inseguimento lungo questa strada feltrina. In macchina con lui la compagna e anche il figlioletto di pochi mesi. Il bambino era sul seggiolone, sì, ma non tanto per il fatto che fosse sul seggiolone quanto la guida folle del padre, che poteva mettere a rischio sia la sicurezza appunto di se stesso, del figlio, ma anche degli operatori che cercavano di intimargli d'altro. È questo l'aspetto più sconcertante dell'ennesimo inseguimento delle forze dell'ordine, come sfondo la strada regionale feltrina. Tutto parte da un normale dispositivo di controllo della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa, con la pattuglia che si trova in zona Castelcucco. La macchina, a seguito di un controllo di un alt intimato appunto a questo conducente, si è scartata, quasi investendo l'operatore che cercava di fermarla, e da qui è scaturito un inseguimento che è durato in continuità fino a Feltre. Una fuga folle sconsiderata verso il Bellunese, durata decine di chilometri, minuti interminabili, sempre sul filo del rasoio. Sono quasi 30 chilometri in realtà, dove
dove il conducente ha mantenuto un atteggiamento di guida molto pericoloso nonostante la pioggia battente, e ha cercato di, oltre a tenere una velocità molto elevata, ha cercato di impedire alla pattuglia di sorpassarlo e di fermarlo, quindi anche con manovre che andavano a occupare tutta la strada o anche la corsia opposta. Insomma, il rischio è elevatissimo. Gli stessi agenti della polizia locale chiedono il supporto che diventa provvidenziale del nucleo radiomobile dei carabinieri di Feltre. Era in zona e ci ha appunto fornito assistenza, rallentando nella stessa direzione le macchine, ci ha concesso, insomma, assieme appunto a loro, di fermare fisicamente il traffico sulla Feltrina e identificare quindi il conducente. Si tratta di un 40enne cileno pregiudicato, con lui ci sono la compagna e il bimbo di pochi mesi. Come si è giustificato? Andavo piano, ho preso paura, ma non mi sono fermato. Aveva la patente, aveva tutto in regola? Sì, aveva tutto in regola, più che altro quello che non era in regola era la sua condotta. Scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, ma è chiaro che in tanti hanno rischiato la vita, agenti compresi. Questo è il grosso problema, effettivamente, e bisogna, ripeto, dare atto che effettivamente loro ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita, e magari per avere un ritorno dal punto di vista economico che non è sicuramente adeguato a quanto loro stanno facendo. Nella nostra pedemontana loro sono la stessa stregua dei carabinieri o di qualsiasi altra forza dell'ordine, per cui grande merito a loro. Servizio di Christian Arboit. Torniamo sui 5 sudamericani che sono stati denunciati quali protagonisti ubriachi di una maxi rissa che era avvenuta a fine agosto a Borso del Grappa di fronte ad un locale. È una notizia positiva che dopo un mese di indagini i carabinieri sono riusciti a identificare 5 soggetti grazie anche alle videocamere che sono posizionate in quella zona. Sono stati decisivi gli occhi elettronici puntati sulle principali arterie del comune per individuare i responsabili della maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto all'esterno dell'Eden, locale di via Molinetto a Borso del Grappa, scene da Far West inedite in questo angolo di pedemontana, con cocci di bottiglie a terra, scie di sangue, caos, e con 2 persone finita il pronto soccorso. Ora per quella notte di follia sono stati denunciati in 5 sudamericani di età compresa tra i 25 e i 48 anni, tutti residenti nel Vicentino. 3 di questi hanno un lungo curriculum criminale. Spero che sarà l'unico e non si ripeta mai più. Questo è importante, anche perché appunto è un paese di Borso, è un paese anche abbastanza tranquillo, diciamo, non abbiamo particolarità grosse. In ogni caso si continua a investire in sicurezza, comprese le frazioni. Abbiamo una copertura quasi totale, ci manca solo nella frazione di Semonzo del Grappa, dove abbiamo problemi tecnici, ma prima possibile cercheremo di risolverli e di posizionare anche lì delle videocamere. Un maxi traffico di droga che è stato sgominato dai carabinieri di Ravenna. Tra le 9 persone arrestate anche un tunisino di Castelfranco. Si tratta di una indagine tesa a disarticolare un'organizzazione criminale formata da tunisini ed italiani, con questi ultimi al vertice della piramide, che tra il periodo di maggio 2023 e dicembre 2024 hanno inondato le principali piazze di mercato a livello di stupefacenti nel Ravennate e nel Ferrarese. Era l'ottobre 2023 quando a Mezzano un tunisino venne aggredito da alcuni connazionali. Partirono da qui le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ravenna, che hanno sgominato un sodalizio criminale che gestiva il traffico di cocaina e hashish, operando non solo tra Ravennate e Ferrarese ma anche a Rimini e nella Marca trevigiana. Risiedeva infatti a Castelfranco uno dei 9 arrestati. Si tratta di un tunisino già noto alle forze dell'ordine nella piazza della Castellana. Nel corso delle attività particolarmente complesse sono stati effettuati anche 6 arresti in flagranza di reato, sequestrato dello stupefacente per circa 10 kg tra hashish e cocaina, che, qualora fosse stato immesso nel mercato, avrebbe fruttato all'organizzazione un guadagno pari a circa 500.000 euro. L'operazione, scattata all'alba con l'impiego del 5° Reggimento Carabinieri Emilia-Romagna, delle unità cinofile antidroga di Bologna e del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, ha portato a 17
aperte perquisizioni domiciliari. I militari hanno anche ricostruito l'attività dell'organizzazione. Ogni giorno avvenivano anche 300 cessioni di droga. Servizio di Francesca Bozza, una notizia appena pubblicata dal giornale di Vicenza, purtroppo un altro incidente stradale, una mamma e una bimba investite sulle strisce, la piccola di 4 mesi sbalzata dal passeggino, non conosciamo le condizioni della mamma e di questa bambina, è successo in via Maganza proprio a Vicenza. C'è stato un pomeriggio ad alta tensione a Vittorio Veneto, all'ufficio della MOM, dove un gruppo di ragazzi è andato in escandescenze nel pomeriggio, è successo il pomeriggio di ieri. Stando a una prima ricostruzione, uno dei componenti avrebbe tentato di salire su un pullman con un cane privo di museruola. Al diniego dell'autista sono seguiti attimi molto concitati, con il giovane che ha tentato di sottrarre all'operatore le chiavi del mezzo. Allo stesso tempo una ragazza avrebbe tentato di aggredire l'operatrice allo sportello. La colluttazione è stata evitata solo per l'intervento di alcuni dei presenti. Ho coinvolto anche un terzo giovane sul posto, sono intervenuti carabinieri e polizia locale. I 3 giovani sono soggetti noti alle forze dell'ordine. Ha perso la vita nella notte un uomo di nazionalità italiana detenuto nel carcere di Belluno. Negli ultimi mesi vi abbiamo raccontato incendi, aggressioni, proteste in questo penitenziario. Il sindacato della polizia denuncia una situazione insostenibile. I compagni di cella hanno iniziato a insospettirsi quando dopo alcuni minuti non l'hanno visto rientrare. Italiano sulla cinquantina, detenuto della sezione protetti del carcere di Baldenic, le generalità dell'uomo rinvenuto esanime dalle guardie carcerarie dopo che, approfittando della calma notturna, si è recato al bagno e ha compiuto un gesto estremo verso se stesso. A nulla sono valsi i tentativi delle forze di polizia di rianimarlo. Voglio solo dire che il personale di polizia penitenziaria e il personale sanitario è intervenuto tempestivamente, però purtroppo non ha potuto salvare la vita della persona. Vorrei precisare che nel corso dell'ultimo anno il personale di polizia penitenziaria di Belluno ha sventato almeno 3 o 4 tentati suicidi. Sono 91, secondo il rapporto dell'associazione Antigone, gli atti estremi compiuti da detenuti delle carceri italiane nel 2024, a cui occorre aggiungere quelli del personale penitenziario, che riporta statistiche 4 volte superiori rispetto al resto della popolazione civile. Numeri che evidenziano una situazione drammatica e l'urgenza di affrontare concretamente il tema della salute mentale all'interno delle carceri, ulteriormente aggravato dalla piaga del sovraffollamento dei detenuti e, al contrario, dal sottodimensionamento degli organici di polizia. Attualmente nella sede bellunese c'è una carenza di personale del 25%. Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria di Belluno sono costretti quasi quotidianamente a fare straordinario, ad accumulare riposi e ferie per garantire la sicurezza all'interno dell'istituto. Sullo sfondo, che in realtà è un primo piano, il tema degli immobili, spesso inadeguati alla loro funzione. È il caso di Baldenic, la cui struttura ormai fatiscente risale al 1933, con evidenti carenze nella gestione degli spazi e nelle fruibilità dei servizi. I sindacati chiedono contromisure per evitare che fatti del genere possano ripresentarsi. La parte dove sono ristretti i detenuti comuni, che è tra l'altro anche la parte più capiente, è inadeguata e deve essere assolutamente ristrutturata in tempi brevissimi. Abbiamo fatto anche una nota poche settimane fa e stiamo aspettando risposta dal provveditorato. Un'altra notizia dal giornale di Vicenza, ha controllato lo scarico e ha perso i sensi, è morto annegato nel pozzetto. È successo a Noventa Vicentina, è la tragica fine di Luigi Dresseno, di 85 anni, forse svenuto per le esalazioni del tombino che stava ispezionando. Uccise il fratello e la cognata, e sconto di pena per l'omicida Massimo Pestrin.
Massimo Pestrin, condannato dalla Corte d'Assise a 20 anni di reclusione per il duplice omicidio del fratello Lino e della cognata Rosanna, potrà ora beneficiare di uno sconto di pena pari ad 1/6, una riduzione prevista dalla legge Cartabia se l'imputato decide di non presentare ricorso in appello. E così è stato. La decisione concordata con il legale difensore Fabio Crea ha permesso di ottenere questa ulteriore riduzione. Dovrà scontare quindi 16 anni e 8 mesi e fra qualche anno potrà chiedere la semilibertà. Il 52enne, ex guardia giurata e reo confesso, freddò il 3 maggio del 2023 il fratello e la cognata, esplodendo 19 colpi di arma da fuoco. Dopo il duplice omicidio chiamò i carabinieri e li aspettò davanti alla porta dell'abitazione del fratello, dove lui era ospite da qualche tempo. E forse alla base di questo delitto problemi economici, ma anche di convivenza con la famiglia. Il risultato finale, ossia la pena di 16 anni e mezzo per un duplice omicidio, ha commentato l'avvocato Fabio Crea, ottenuto anche grazie all'accoglimento della richiesta difensiva dell'esclusione dell'aggravante e della convivenza, costituisce elemento di grandissima soddisfazione professionale, pur nel massimo rispetto e cordoglio per le vittime del reato e dei congiunti. La cosiddetta inchiesta Casa Zero, 6 rinviati a giudizio per la frode da 50 milioni, ma i privati truffati sono stati esclusi dal procedimento penale. Sentiamo Daniela Sizzia. In 6 andranno a processo per lo scandalo di Casa Zero, rinviati a giudizio i vertici delle società del gruppo, contestati a vario titolo l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, ricettazione e diversi illeciti amministrativi a carico delle società. Un'udienza durata poco meno di 2 ore. I 6 imputati, secondo la Procura di Treviso, sarebbero coinvolti nell'inchiesta di Casa Zero, un raggiro da 50 milioni di euro realizzato sfruttando il meccanismo del famigerato bonus del 110%. Il GUP ha comunque emesso il decreto che dispone il giudizio. Noi abbiamo sollevato diverse questioni che andremo, per quanto a quelle non accolte, andremo a coltivarle in limine litis a dibattimento. Diciamo invece che siamo molto soddisfatti dell'esclusione delle parti civili con riferimento ai privati. Il danno che hanno cercato di sostenere, di dimostrare, non è immediatamente ricollegato alla fattispecie di reato che contestano in questa sede. Siamo contenti di aver individuato i punti cardine che saranno anche oggetto di discussione nel merito di tutta la vicenda, in cui i privati non ammessi come parti civili saranno un perno importante di tutta la difesa. Indagini complesse, spiega l'avvocato Tigani, ci aspettavamo la decisione del rinvio a giudizio. È chiaro che tutte le posizioni vanno vagliate, la nostra secondo me è stata portata dentro in maniera erronea, la Procura fa il proprio lavoro, noi facciamo il nostro, cerchiamo di andare verso la soluzione, sarà un collegio di 3 giudici, siamo sereni. Il GUP Carlo Colombo ha ammesso come parti civili le banche che hanno monetizzato i crediti escludendo invece i privati. A questo punto i cittadini truffati, se vorranno vedere risarciti i danni patiti, dovranno seguire la strada del procedimento civile. Una mazzata dunque per gli ex clienti di Casa Zero che vivono da anni nel terrore che l'Agenzia delle Entrate possa chiedere indietro i corrispettivi dei crediti fiscali ceduti al Consorzio di Nervesa per la realizzazione di lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto essere eseguiti attraverso il bonus 110%, interventi che però non sarebbero mai stati portati a compimento o addirittura mai iniziati. La prossima udienza il 12 maggio 2026. E rivediamo l'intervista di Federico Fusetti a Massimo Zen, l'ex guardia giurata che è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Aveva ucciso un bandito in una notte del 2017, era stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Dormito a tratti, però nel mio letto. Quella è la cosa importante. Prima notte fuori dal carcere di Montorio Veronese per Massimo Zen, dopo la grazia concessa dal Presidente della Repubblica. E così, sotto il portico della sua abitazione di Cittadella, smaltita l'emozione, Zen torna anche su quella drammatica notte dell'aprile 2017. Quella notte pensi al prima e al dopo, quindi
devo ancora trovarci in mezzo un sì o no, lo rifarei, non lo rifarei. È una cosa, allora è sempre brutto quando muore una persona, chiunque sia, soprattutto quando non è voluta la cosa, perché non è stata fatta apposta. Però nel prima e nel dopo non lo so, devo ancora, per certe cose sì, per certe cose no, non lo so. Zain lancia anche un messaggio alla famiglia di Manuel Maior, il 37enne che quel giorno perse la vita. Il messaggio è quello che avevo detto in primo grado, che mi dispiace, non è stata una cosa voluta, purtroppo è andata così. Ora Massimo Zain attende il via libera, dovrebbe essere questione di giorni, per scontare quel che resta della pena con una misura alternativa al carcere, quasi certamente facendo volontariato nel canile San Francesco di Presina, che si è offerto di accoglierlo. Quanto all'attuale regime, Zain ha alcune limitazioni, la più importante è rimanere a casa durante la notte. Ho dalle 22 alle 7 di sera e poi altre limitazioni, devo sentire la UEPE, devo parlare con loro sugli orari per andare a fare volontariato. 2 o 3 giorni, diciamo che se anche non comincio subito, però prima devo iniziare con la salute. Ora è anche il momento dei ringraziamenti per chi lo ha aiutato e sostenuto in questi anni. Lei, che mi è sempre stata vicina, e mia moglie è come tanti la definiscono, una macchina da guerra. Poi devo ringraziare lo studio Pinelli, l'avvocato Berardi, perché ha sempre creduto in quello che, in me, nella storia, e ha sempre fatto il suo lavoro egregiamente. Zain ha però delle priorità, a partire dalla sua salute, che è il motivo principale per cui ha ottenuto la grazia. Salute, perché la settimana prossima devo cominciare a recuperare la salute, lavoro per sistemare tutte le cose che ci sono da sistemare, ma nel lavoro e nella salute in mezzo c'è mia moglie, mio papà e mia mamma, che li vedrò oggi perché mio papà non sta bene, e recuperare tutti la famiglia. Massimo Zain, intervistato da Federico Fusetti, ha preso ufficialmente il via la campagna vaccinale contro l'influenza. Per gli esperti quest'anno sarà particolarmente virulenta. A Padova oltre 186.000 dosi già distribuite ai medici, ai pediatri e alle farmacie. La prima dose di vaccino antinfluenzale per il direttore generale dell'USL Sayuganea, Paolo Fortuna, che dà l'esempio e invita la popolazione a proteggersi dall'influenza stagionale. Con ottobre è iniziata la campagna di prevenzione, 186.582 le dosi di vaccino messe a disposizione dalla Regione per la provincia di Padova. Non dobbiamo sottovalutare la malattia, cioè l'influenza, perché spesso non dà sintomi importanti, se non la febbre, quelli che appunto conosciamo un po' tutti, ma può succedere effettivamente che si complichi, soprattutto nella popolazione anziana che ha già altre patologie e nella popolazione fragile. Guardando all'emisfero australe, appena uscito dall'inverno, l'influenza di quest'anno si pronuncia più aggressiva per la ricomparsa della variante B, verso la quale c'è meno copertura. I vaccini sono già stati distribuiti nelle case di riposo, negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta e nelle farmacie, che possono già essere contattati per la prenotazione. Abbiamo vaccini per ogni esigenza, devo dire la verità. Per i bambini abbiamo lo spray nasale, quindi molto accettato dai bambini perché non sentono la puntura e quindi diciamo basta che sappiano respirare bene dai 2 anni in su. Per quanto riguarda la popolazione di mezzo abbiamo i vaccini, chiamiamoli tradizionali, quelli con pezzettini, con frammenti di virus. Poi per le età più avanzate abbiamo uno adjuvato per quanto riguarda i soggetti quando sono superiori ai 60 anni. Per i più anziani abbiamo uno rinforzato. Abbiamo anche un vaccino per quelli che sono allergici. Per i neonati parte anche la somministrazione dell'anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sicinziale, principale causa di bronchiolite nei bambini sotto i 2 anni, che in molti casi porta al ricovero. Questa terapia preventiva che ha dimostrato immediatamente una grandissima efficacia con una riduzione di 2/3 dei ricoveri ospedalieri. Per le vaccinazioni contro il Covid invece si attende la distribuzione di dosi della Regione, che le sta aspettando dal Ministero della Salute. Le 2 vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzale potranno essere richieste e somministrate contemporaneamente. Servizio di Valentina Visentina, adesso con i registi Francesca Pezzo e Italo Moravo. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi.
Sono stati arrestati e portati nel porto israeliano di Ashdod gli attivisti delle imbarcazioni che erano dirette verso la striscia di Gaza, che sono state abbordate dalle motovedette israeliane, sono stati portati in questo porto, sono in arresto e verranno rimpatriati, sembra, tra un paio di giorni. La Premier Meloni intanto si è nuovamente pronunciata contro lo sciopero che è stato indetto dalla CGIL, nulla per Gaza, disagi per gli italiani, e attacca i sindacati, vogliono solo il weekend lungo. La Premier si scaglia contro le manifestazioni, Maurizio Landini della CGIL dice dovrebbe portare rispetto. E sentiamo cosa ha detto invece ieri sera il consigliere regionale della Lega Marzio Favero proprio sulla Global Sumud flottiglia. Cibi o medicinali adeguati per risolvere i problemi della popolazione di Gaza? Penso proprio di no. Il problema vero adesso è un altro, che violando una zona di guerra si ritrovano i volontari che sono partiti a fare i conti con dei militari che in questo momento stanno agendo in maniera non drastica di più nella striscia di Gaza. Noi tutti condanniamo la violenza che si sta consumando in quel lembo di territorio dove vivono quasi 2 milioni di persone. Proprio in questa trasmissione, dopo il 7 ottobre, mi ero permesso di dire che speravo che Israele avesse il coraggio di non reagire in maniera spropositata all'attacco feroce compiuto dai terroristi di Hamas. Ahimè, Netanyahu ha invece reagito andando oltre ogni limite della comprensibilità anche umana. Non dimentichiamoci che peraltro, visto che parliamo sempre di paesi aggrediti e di paesi aggressori, che per risolvere le questioni nella striscia di Gaza e colpire i paesi collaterali, Israele è finita col bombardare anche la Libia, la Siria, l'Iraq, l'Iran, compiendo una serie di violazioni del diritto internazionale incredibili. Ma proprio perché Israele non sta scherzando e sta portando avanti un'operazione che ha assunto i caratteri della strage, perché è un'operazione bellica sviluppata in area urbana e non c'è guerra più terribile di quella condotta all'interno di una città con i civili dentro, è evidente che andare con delle barchette a sfidare Israele in questo momento è un gesto non responsabile. Così Marzio Favero ieri sera a Focus, Marzio Favero considerato il filosofo della Lega. Vediamo sulla politica, sono intervenuti anche gli imprenditori, anche i sindacati. La CISL del Veneto ha presentato un decalogo di priorità che secondo il sindacato dovranno essere affrontate dal prossimo Consiglio regionale. Si vota, come sapete, il 23 e 24 di novembre. Oggi pare che verrà annunciata la scelta di Alberto Stefani come candidato presidente del centro-destra. Sentiamo cosa suggeriscono gli uomini e le donne della CISL. Dei momenti di partecipazione attiva. Fondare un consiglio dell'economia e del lavoro, cioè una sorta di CNEL regionale con studiosi, imprese e parti sociali, in grado di contribuire attivamente ad un solido rilancio economico del Veneto. È uno dei punti principali del decalogo che la CISL propone alle forze politiche in vista delle elezioni regionali. Chiunque sia a vincerle dovrà innanzitutto prendere atto che rispetto al passato le cose sono cambiate. Se oggi il Veneto è una regione che ha un'attrattività ridotta rispetto a quella che aveva anni fa, una produttività che scende e che non recupera la competitività, forse una domanda sul perché è successo questo qualcuno se la dovrebbe porre. Una produttività stagnante, frenata anche da aziende oramai troppo piccole, un PIL in crescita volatile e oscillante, una forza lavoro sempre più anziana, un potere d'acquisto dei cittadini sempre più basso. Nell'analisi della CISL i campanelli d'allarme per il Veneto del futuro non mancano e rappresentano altrettanti punti di lavoro per la prossima amministrazione regionale.
Noi pensiamo che la cosa più qualificante per il futuro del Veneto sia la costituzione di questo Consiglio regionale dell'economia, che coinvolga tutti i soggetti qualificati che hanno le competenze, che conoscono il tessuto imprenditoriale di sviluppo del Veneto, per una programmazione e una progettazione. Quello che noi chiediamo è di essere coinvolti in questa progettazione e programmazione per il futuro del Veneto. Oltre ad un CNEL regionale, la CISL propone un osservatorio per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle aziende e un soggetto pubblico-privato per amministrare e riqualificare alloggi a canone accessibile. Ma i campi di intervento sono tanti, dalla sanità ai trasporti pubblici, con sempre però sullo sfondo i problemi di un'economia che deve ripensarsi e tenersi al passo con le evoluzioni e le necessità del mercato. La questione evidentemente dello sviluppo del Veneto passa anche attraverso la strategia dal Veneto. Il Veneto non può non considerare di realizzare un Politecnico Veneto. L'unica strada è quella dell'innovazione e l'innovazione passa attraverso la ricerca e lo sviluppo, e il Politecnico Veneto diventerebbe centrale per lo sviluppo del Veneto. Si parla spesso di massimi sistemi, ci si dimentica poi del caro carrello della spesa, con i consumatori che sono più che preoccupati. E a Belluno, per esempio, il caffè, che è aumentato, costa caro, non soltanto a Belluno. Ovviamente il capoluogo si afferma nella top 5 tra le città italiane per il costo della tazzina più alto. A Belluno il caffè è un rito, un momento di piacere e convivialità, ma si paga caro. Con una media di €1,40 per tazzina di espresso, il capoluogo delle Dolomiti è risultato essere la quarta città più cara d'Italia per il chicco tostato, dopo Bolzano, Ferrara e Padova. Sono i dati raccolti dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in occasione del 1° ottobre, giornata internazionale dell'aroma più amato dagli italiani. Dall'euro più 4 centesimi medi del 2021, la media italiana ad agosto 2025 ha raggiunto quota 1,25, un aumento di oltre 20 punti percentuali che diventano 40 nel caso della città di San Martino. Insomma, a Belluno il caffè si paga, ma guai a toccare il sacro rito dell'espresso. Purtroppo aumenta tutto e quindi dobbiamo accettare anche questi aumenti, però effettivamente ogni tanto un caffè al bar lo si prende volentieri. Assurdo, il caffè è un bene di prima necessità. Lo dovrebbero regalare. Se calasse il prezzo non sarebbe male, ma è in fondo l'unica cosa che ci rende meno pesante la giornata, lo prendiamo e paghiamo. Adesso il caffè è aumentato un po' dappertutto, no? Però io vengo dalla Germania dove il caffè è oltre €2, per cui per me è sempre poco qua in Italia. È normale, perché con tutto che aumenta cosa vuole pretendere? Cioè, si può, anche loro devono vivere, o no? Ma credo che sia uno scandalo, non si può, dai, il caffè deve costare molto meno, deve perlomeno accontentare dai più ricchi e più poveri. Mi sono adeguato. Non è un problema pagare €1,40? No, un caffè ne bevo poco. Eccolo qua. E anche senza il classico bicchiere d'acqua che costa più del caffè. Io pago €1,20 dai cinesi. Sapevo che era una delle più care. E cosa ne pensa? Che a Belluno comunque si sta bene e va bene così. Tariffe dunque in crescita, ma per molti la tradizione del caffè resta un gesto quotidiano che non ha prezzo. Anche a Padova non si scherza, negli ultimi 4 anni aumenti fino al 20%. Padova è tra le città con il caffè più caro d'Italia. Lo rivela uno studio del Centro di Ricerca sui Consumi in collaborazione con Asso Utenti. Secondo l'analisi, il prezzo medio della tazzina in città ha raggiunto €1,41, posizionando la città del Santo al 3° posto tra le province più care d'Italia, dopo Bolzano e Ferrara. Sì, abbastanza, però non in tutti i caffè. Ci sono certi che tengono ancora i prezzi abbastanza bassi, tipo €1, così €1,10, e altri invece che hanno aumentato, però non lo so. E lei cosa pensa di questi aumenti? Penso che ormai aumenta tutto, ormai non ci meravigliamo più di niente, perché anche solo andare a fare la spesa, vedo qua ultimamente, prendendo sempre più o meno le stesse cose, è aumentato tantissimo. Sì, effettivamente periodo per periodo l'aumento c'è.
però rinunciare anche al caffè del bar a volte, io che ho lavorato parecchio in bar, è un po' un sacrificio, allora insomma paghiamo anche questo piccolo aumento. Nel 2021 il prezzo medio nazionale era di 1,04 €, oggi siamo a 1,25 €, con un incremento di oltre il 20% in 4 anni. Dipende da che cosa è dettato questo aumento, cioè se si vanno a pagare determinate costi che ci sono prima per produrre il caffè, allora ben venga, cioè se è una questione di sostenibilità allora posso anche essere d'accordo nel pagare di più per avere un prodotto che rispetta degli standard di sostenibilità. Se invece non è dettato da questo allora non sono tanto d'accordo, insomma un po' mi scoccia pagare più di €1 a un caffè. Non è una cosa bella perché purtroppo di solito caffè e giornale sono i primi sintomi dell'inflazione. È quello che preoccupa, perché il caffè che bevo al bar una volta o due al giorno non è che mi comprometta, è tutto quello che si fa di seguito. Il divario tra territori è marcato. Se a Padova si supera abbondantemente l'1,40 €, nel sud Italia una tazzina può costare anche meno di €1. È il caso di Catanzaro, la più economica tra le grandi province, dove il caffè resta sotto la soglia dell'euro. Vediamo la mobilitazione cittadina al Lido di Venezia per le capannine ai Murazzi, ci dice le ultime Ilaria Marchiori. Le capannine ai Murazzi non costituiscono alcun abuso. Dopo mesi di proteste e la demolizione di alcune di esse, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico del 29enne veneziano dopo che lo scorso inverno i carabinieri l'avevano visto sistemare alcune assi di legno di una delle capannine danneggiate dalla marea in preparazione dell'estate. La vicenda era anche approdata in comune con le proposte di modifica dei regolamenti, come ricorda il consigliere Gasparinetti. Il gruppo consigliare Terra e Acqua ha proposto modifiche che potrebbero essere approvate in tempi rapidi e in questo modo eviteremmo che i ragazzi e le ragazze che l'anno prossimo con la bella stagione dovessero rifare le capannine si espongano ai rischi che abbiamo potuto toccare con mano. Spetterà al giudice per le indagini preliminari ora esprimersi sulla richiesta di archiviazione del PM e se così fosse le tradizionali capannine sarebbero definitivamente salve. La cosa triste è che nel frattempo comunque sono state rimosse e demolite decine e decine di capannine, perché prima che arrivasse l'archiviazione era partita una forza pubblica con grandi spiego di mezzi e devo dire che nel momento in cui Venezia era invasa da borseggiatrici, scatolettisti e topi d'appartamento, l'impiego della forza pubblica per demolire quelle capannine forse è stato un gesto che ci saremmo potuti risparmiare, visto anche l'esito finale che appunto è l'archiviazione. Poco prima della festa del Redentore, infatti, si erano presentati ai Murazzi gli operai incaricati dal comune, su indicazione della procura, della demolizione di oltre una ventina di capannine e in pochi giorni una decina era stata distrutta, fino allo stop per merito della grande mobilitazione cittadina. Sicuramente è nato, come nel caso del pallone a Murano, da una segnalazione di qualcuno a cui davano fastidio. Ma non può essere che appunto sulla base di un fastidio individuale vengano mobilitate le forze dell'ordine per perseguire, diciamo così, degli episodi minori laddove invece la città ha ben altri problemi purtroppo, come sappiamo. Andiamo ancora in pubblicità, state con noi, grazie. Eccoci qua di nuovo in diretta, parliamo di cultura, parliamo di arte, Percorsi di Luce 2025, siete tutti invitati all'inaugurazione, questa è una locandina, sabato 4 di ottobre, ovviamente sabato prossimo, alle ore 15 a Villa Morosini Cappello, Barchessa Nord a Cartigliano nel Vicentino. Saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, Francesco Chinazzo, fotografo, buongiorno Chinazzo, grazie, e Valeria Macchione, un'artista, una contorsionista, l'abbiamo avuta molte volte a Focus. È un abbinamento tra fotografia e in questo caso diciamo contorsionismo, no? Perché di questo Valeria Macchione è un'insegnante di yoga, ma la vediamo spesso in queste performance. Chinazzo. Sì, infatti la mia fotografia spesso presenta al suo interno, contiene al suo interno delle persone
che stanno compiendo un'arte figurativa. E mi trovo molto bene con le contorsioniste, con le ballerine, con Valeria, perché hanno una capacità di controllo del proprio corpo che dal punto di vista fotografico è estremamente utile per generare le immagini che io produco, che sono più che essere dei ritratti delle persone ritratte, okay, delle persone presenti nella scena, sono dei ritratti di me, fotografo esecutore, cioè io ricerco attraverso queste immagini una sintesi, un equilibrio, prima di tutto mio interiore, e lo faccio mettendo a servizio la mia arte fotografica con l'arte delle figure presenti nella scena. E quindi spesso vado a richiedere delle posizioni di equilibrio o fuori dal baricentro, in una simbiosi con il soggetto tale per creare insieme delle immagini che abbiano un impatto visivo importante e siano anche costruite con una quasi un'irripetibilità di risultato, cioè un momento quasi impossibile da ripetere. Ecco, questo venerdì 10 novembre a Cartigliano. No, 10 ottobre c'è una serata autore dove io, gratuita, dove io accetterò gli appassionati di fotografia o anche solo curiosi, parlerò della costruzione di uno stile personale e tutta la rassegna della Villa Morosini Capelli a Cartigliano, oltre a me ci sono altri fotografi, anche di con altre culture fotografiche, di paesaggio, eccetera, e invito la visita perché sia modo nelle diverse stanze di venire a conoscenza, al di là della mia fotografia, anche della fotografia di altri colleghi, e ognuno ha, ecco qua la foto di Valeria, anche qui ci sono una ricerca di linee, un allineamento delle ginocchia, non sono foto prese al volo lì com'è la situazione che si sta vedendo, ma sono foto estremamente costruite. Anche il percorso mio di formazione, che sono formatore fotografico nel mio studio a Villorba, Treviso, si occupa di costruire in modo dettagliato gli ambienti, mentre oggi la fotografia è molto immediata, quasi leggera, quasi approssimativa, ok? Invece io nei miei corsi di fotografia o negli incontri, sempre con delle performance, ecco Valeria, si costruisce per ore il set e dopo solo lo scatto deriva da un lavoro di produzione, di costruzione, come le altre arti, perché noi fotografi diciamo che la fotografia sia un'arte. Ebbene, iniziamo noi stessi fotografi a trattarla come arte, con la stessa attenzione e tempo che ci mette uno scultore nel realizzare una scultura, attenzione e tempo che ci mette un pittore nel realizzare un quadro. E quindi togliendo quell'approssimazione o quella leggerezza che ormai pervade la fotografia dei tempi moderni. Ecco, Valeria Marchione, dicevo, l'abbiamo vista in tante altre occasioni, c'è un interesse per questo tipo di disciplina, perché è una disciplina difficilissima, bisogna avere delle doti particolari, è anche una disciplina che forse si può fare fino ad una certa età, no? Immagino. No, questo no, io punto a farlo per sempre, chiariamo. Vabbè, abbiamo visto anche recentemente persone di una certa età piroettare su palcoscenici, per cui non è mai troppo tardi, però voglio dire, fisicamente è un impegno. Fisicamente è un grande impegno, perché comunque servono delle doti naturali sicuramente, però è richiesto tantissimo allenamento, veramente molto allenamento. Io dedico praticamente 3 ore tutti i giorni alla mia ginnastica, ai miei esercizi, alle prove delle coreografie e poi c'è anche lo studio dei costumi, dei personaggi, la parte interpretativa e attoriale. Ecco, vediamo, sentiamo proprio questo. Sì.
Questa, devo dire, è una delle tanti video che abbiamo visto, Sì. davvero complimenti. Tra l'altro, se no, lei ha partecipato anche a un talent Sì, importante, recentemente, sì, recentemente. È già andato in onda? Io ho visto una... È già andato in onda, sì, la mia puntata è già andata in Me onda. la sono persa, è tutto bene? 4 sì. Ah, però, quindi ma è Sì. quello della De Filippi? No, non c'è la De non Filippi, è c'entra quello niente. su... Un altro talent, insomma, però su un canale importante, Sì, se non ricordo sì, male, sì, no? sì. Quindi davvero complimenti, perché è anche un modo per far conoscere un'arte di cui si sa in realtà poco. Chinazzo, quindi questo è l'abbinamento di fotografia e in questo caso un'attività ginnica, no? Sì, certo, quando due passioni si mettono assieme vengono sempre fuori cose interessanti. La passione alla fine è quando noi mettiamo tutto noi stessi nella ricerca di migliorarci sempre di più. E io sono un fotografo professionista da 30 anni, l'anno prossimo fotografia pubblicitaria, quindi cataloghi, e quindi tendenzialmente per lavoro fotografo mobili, scarpe, gioielli. Mi sono tenuto questo settore della ritrattistica come passione proprio per poter dare, in assenza di paletti commerciali, tutte le mie capacità e tutte le mie emozioni nel cercare di mettere assieme la mia passione alla passione e la disciplina delle persone che sono ospitate nelle mie immagini, tra cui Valeria, in modo che si riesca ognuno dei due a dare il massimo di se stessi per ottenere un risultato di equilibrio. Tra l'altro l'equilibrio compositivo e l'equilibrio di una ballerina sono gli stessi termini che si possono concatenare e mettere assieme. E quindi spesso durante questi eventi c'è anche un pubblico, cioè ci sono dei corsisti che partecipano e quindi possono vedere la mia professione e la sua che si fondono nel cercare di ottenere, attraverso l'illuminazione, attraverso il tempo, attraverso la musica di sottofondo, costruire un equilibrio che fonda le due discipline. Ignazio, grazie. Credo che un vantaggio di questa professione di Valeria Macchione sia l'indipendenza, no? Ah sì, assolutamente. No, nel senso che lei si gestisce la sua attività, partecipa a molti eventi, è molto richiesta, quindi Sì. c'è anche molto lavoro, no? C'è lavoro ed è anche interessante fare cose diverse, cambiare personaggi, cambiare situazioni. Con Francesco adesso stiamo lavorando a degli eventi fotografici con performance in cui stiamo creando delle vere e proprie scenografie e dei veri personaggi, tutti diversi tra loro, in cui ci si può immergere in una realtà diversa. E per me è una grandissima soddisfazione, tra virgolette, portare con me qualcuno nel mio mondo di fantasia, di creazione, e questo grazie alla fotografia, alla performance, e sarebbe con tutte le arti così. Niente. Grazie molte a Valeria Macchione e a Francesco Chinazzo. Verremo a vedervi, a vedere la mostra e le performance di Valeria Macchione. Rivediamo la locandina con Francesca Pezzo, Percorsi di Luce 2025, tutti invitati, sabato 4 ottobre alle ore 15, Villa Morosini Cappello, Barchessa Nord, Cartigliano. Grazie ancora. Grazie. Intanto vi dico quali sono gli ospiti della puntata di questa sera a Focus: Gian Antonio Darè, Marco Della Pietra, Yuri Dorian Gray, Giacomo Nilandi, Franco Rocconna, Enzo Siviero e Massimo Venturato. Grazie a tutti, buona giornata e arrivederci.